tutti voi ben trovati a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. In primo piano le elezioni amministrative, come abbiamo detto nel nostro telegiornale, sono interessati 38 comuni del Friuli Venezia Giulia, tra i quali anche 2 comuni capoluogo, Pordenone e Trieste. C'è ancora qualche ora di tempo per votare, i seggi oggi infatti si chiuderanno alle 15 e subito dopo prenderanno il via le operazioni di spoglio, operazioni che seguiremo in diretta su Telefriuli, ve lo ricordo ancora a partire dalle 14:50 di questo pomeriggio. Nel Friuli occidentale urne aperte in 11 comuni, tra i quali, come si diceva, anche Pordenone, dove quest'anno si vota in palestre, palazzetti e impianti sportivi. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro Daniele Micheluz. Buongiorno da Pordenone, ultime ore per le elezioni comunali qui anche a Pordenone, seggi aperti fino alle 15. La novità di quest'anno, lo vedete alle mie spalle, è rappresentata dal fatto che non si vota più all'interno delle scuole, ma il Comune di Pordenone ha fatto una scelta, quella di utilizzare le palestre o gli impianti sportivi. Noi siamo qui all'esterno dell'impianto Agosti di atletica leggera e vengono utilizzati per il seggio 13 gli spogliatoi, ma in città si stanno utilizzando anche le palestre di molte scuole elementari e anche il Palamarrone, il palazzetto di hockey e pattinaggio. Insomma, si saprà tra poco chi sarà il sindaco di Pordenone, oppure potrebbe esserci anche naturalmente il ballottaggio fra 15 giorni qualora nessuno dei candidati dovesse ottenere la maggioranza assoluta al primo turno. Ricordiamo chi sono i candidati: Alessandro Ciriani, sindaco uscente sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin sostenuto dal centro-sinistra del Movimento 5 Stelle, Anna Ciriani con la lista Amiamo Pordenone e Vitto Claut di Coalizione Etica. Come detto, un appuntamento elettorale molto importante questo, perché il capoluogo va al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale e soprattutto anche la novità è stata accolta, quella di non votare in classe per lasciare spazio naturalmente agli studenti e non interrompere le lezioni, insomma, come è una strada che era stata già percorsa l'anno scorso con il referendum. Allora venne scelta la fiera che però non è più utilizzabile in questo periodo perché ha ripreso le normali manifestazioni, pertanto è stato deciso appunto di utilizzare le palestre. Insomma, un caso sicuramente un po' particolare, ma che può anche aprire una strada, perché di votare fuori dalle scuole se ne parlava da tanto e forse è arrivato anche il momento. Non si vota solo a Pordenone, in 11 comuni del Friuli occidentale. Gli altri 2 importanti sono San Vito al Tagliamento e Cordenonsa. A San Vito al Tagliamento si rinnova il sindaco, non sarà più Antonio Di Bisceglie, che ha finito i 2 mandati. Ci sono in lizza Susi Centis per il centro-sinistra, Valerio Delle Fratte per il centro-destra e Alberto Bernava con la lista dei cittadini, mentre invece a Cordenonsa è sfida a 4, il sindaco uscente Andrea Delle Vedove si ripresenta con la coalizione di centrodestra a sostenerlo, poi Paolo Peresson sostenuto da delle civiche di ispirazione di centrosinistra, Franco Vampa con la lista Cordenons Futura e poi Giampaolo Biason per il Movimento 5 Stelle. Gli altri 8 comuni al voto sono Castelnovo del Friuli, Chion, Serto e Casso, Pinzano al Tagliamento, Pravis Domini, Vajont, Vivaro e San Quirino. Quest'ultimo è l'unico comune che va al voto non per una scadenza, diciamo così, naturale, ma perché ci sono state nel recente passato le dimissioni di tutto il Consiglio che hanno portato appunto al commissariamento del comune, che in queste ore appunto torna al voto. Per quanto riguarda l'affluenza, siamo attorno più o meno nei vari comuni al 50%, punto più punto meno, una percentuale che potrebbe alzarsi anche se non di molto in queste ultime 2 ore. Noi seguiremo naturalmente in diretta a partire dalle 15 proprio lo spoglio qui a Pordenone delle prime schede, e nel corso della giornata continueremo a darvi conto di quelli che sono i risultati che man mano arriveranno, insomma, dagli altri comuni, ma soprattutto con i fari puntati qui sul capoluogo di Pordenone. Intanto per questo collegamento è tutto, la linea torna allo studio. A voi. Nato in un casone, Davide Camuffo è gradese di nascita, da sempre pescatore, uno dei 6 abitanti stabili del piccolo e pittoresco villaggio di Punta Sdobba. Ci racconta l'origine di questo borgo e la sua vita in mare. Ha 37 anni Davide Camuffo, gradese di nascita, pescatore fin da giovanissimo con il nonno. È uno degli ultimi isolani nato in un casone.
Adesso è uno dei 6 abitanti stabili del villaggio di Puntasdobba, un pittoresco borgo che si affaccia sull'ultimo tratto dell'Isonzo. Qui nasce, dopo fatta la bonifica della Vittoria appunto nel 1936, hanno sistemato i canali e tutto e raggruppato tutti i vari casoni che si trovavano lungo il fiume ed è stato creato questo villaggio che era più sicuro dalle alte maree e dai temporali, dal scirocco, dalla bora, creando poi una diga di pietra in maniera che questi maltempi, diciamo, non distruggessero gli argini, che poi altrimenti diventava un disastro per i casoni. Ecco, i casoni invece sono rimasti poi sommersi, si sono, diciamo, consumati in un certo senso? Sì, anche perché poi dopo la seconda generazione la gente si è spostata da qui, cioè quelli che abitavano qui hanno cominciato ad essere stufi o a trovare lavori dopo, verso gli anni 60, così 55-60 hanno cominciato a lavorare nelle fabbriche piuttosto che fare i pescatori e quindi siamo rimasti in pochi. È stato disabitato le case sono state disabitate per tanti anni, tanti casoni sono caduti giù, tanti sono ancora su ma in condizioni non molto buone, ecco. Quanti abitanti stabili ha questo villaggio? 6 abitanti. Ecco, lei è uno di questi pochi abitanti rimasti. Sì. Com'è la vita qui durante l'anno? Da marzo a tutto ottobre è tutto bello, l'aria buona, fresca, dormi di notte, differenza che in città, perché comunque l'umidità del fiume fa sì che non ci sia grande affa di notte, puoi dormire bene, però l'inverno è quello è il punto più dolente, perché appunto sei lontano da tutto, la giornata è una uguale all'altra. C'è solo questo, solo l'inverno, diciamo, è un po' impegnativo da vivere qui. Le persone che sono rimaste a vivere stabilmente qui sono pescatori? No, solo pescatori, perché poi quando hanno visto che i casoni si stavano distruggendo da soli praticamente, perché comunque l'aria del mare corrode i mattoni, la malta e tutto il resto, e allora hanno deciso di fare un bando comunale e riassegnarli, però dovevi avere dei requisiti, tipo per avere i casoni quelli più, per dire sul porto o quello più grande, dovevi avere dei requisiti che sono essere pescatore di professione, no? Poi hanno fatto una seconda estrazione e era per tutti, basta che tu fossi gradese minimo da 30 anni, mi sembra una cosa così, però sì, dovevi cercare di rimettere in piedi il villaggio, ecco. Ecco, e lei è riuscito a rimettere a posto il suo casone, la sua casetta, ecco, qui sul villaggio. Certo. E lei fa il pescatore di professione? Sì. Ecco, quindi qual è la vita del pescatore? A che ora ci si sveglia? Quando si rientra? Cosa si pesca qui? In questo periodo qui peschiamo orate principalmente adesso, diciamo, d'estate sono orate, qualche corvina e qualche cefalo, ma principalmente orate adesso. Poi quando sarà ottobre-novembre arriva il periodo che prendi i bronzini qua, perché con le piogge e varie cose vanno via e con le lenze prendi i bronzini. Adesso orate, diciamo. Noi lavoriamo con le reti da posta e le reti da posta non hanno un fermo biologico come le reti da traino che ce l'hanno dal 1° agosto al 10 settembre. Quindi noi peschiamo sempre, praticamente, quando è sempre tempo permettendo. Con un posto isolato, molto silenzioso, un posto dove si vive bene a Puntasdobba? Sì, per uno che non cerca
il caos, ma un po' di tranquillità, specialmente anche interiore, qui si vive bene. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Di nuovo insieme con A Voi la Linea, appuntamento ieri a Udine con la maratonina, tanti atleti lungo le strade della città e poi anche il pubblico a seguire questa manifestazione. Molto positivo il riscontro degli organizzatori, anche del Presidente del Consiglio regionale. Sentiamoli allora nelle prossime interviste. Ok. 2, 1, partiti! Si parte 20.090 con il sorriso sotto questa mascherina. Grande soddisfazione portare il saluto e la premiazione del Consiglio regionale a questi atleti che hanno svolto questa edizione del maratonina, un'edizione complicata che però segna la ripartenza, segna una rinascita anche dello sport della città di Udine attraverso questa capacità organizzativa che hanno avuto gli uomini di Udine e del Friuli in generale. Quindi lo sport si riappropria della città, percorre le vie di questa grande e meravigliosa città, fa grande il Friuli e quindi attraverso lo sport possiamo pensare realmente di metterci alle spalle questa pandemia e di ricollocare il Friuli al centro di questa regione dove merita, perché è sempre stata la locomotiva non solo sportiva ma anche economica e sociale dell'intera situazione regionale. Quindi la comunità reagisce, la comunità del Friuli c'è, la maratonina è una grande soddisfazione e un grande risultato sportivo. Sì, abbiamo assistito ad una grandissima edizione della maratonina di Udine, è arrivata la sua 21esima edizione, ma soprattutto un grande spettacolo, una grande cornice di pubblico in una giornata splendida, che ha visto protagonisti degli atleti di assoluto valore sia a livello maschile che a livello femminile e poi tantissimi appassionati che ricordo che hanno partecipato circa 850 atleti, quindi questo è un motivo di grande soddisfazione calcolando che siamo ancora in una fase di emergenza Covid e questo ci fa guardare con grande interesse all'edizione del 2022, quindi grazie a tutti gli organizzatori per aver portato nella città di Udine questo grandissimo evento. Una bella giornata di sport e di festa nella nostra città Udine. Abbiamo fatto uno sforzo organizzativo credo importante per consentire in sicurezza, mantenendo le regole del distanziamento, l'organizzazione di un evento sportivo che mancava ormai da oltre un anno qui a Udine. Ci siamo limitati con 800 partecipanti proprio per garantire la sicurezza, ma è stata comunque una bella gara, una bella manifestazione sportiva con l'attaccamento dei nostri tifosi e della città, per cui siamo particolarmente lieti perché lo sport per noi rappresenta un'occasione di ripartenza e rilancio della società civile che riparte anche grazie allo sport. E allora tutto pronto per queste elezioni, vi ricordo ancora diretta su Telefriuli a partire dalle 14:50 per seguire le operazioni di spoglio. Riparte dal prossimo weekend, seguendo tutte le normative anti-Covid, la 40ª edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno a Valle di Sofumbergo, dove è attiva sempre da 40 anni la Proloco più piccola d'Italia. Alexis Sabota ha raggiunto il presidente della Proloco, Gianfranco Specia, per sapere tutte le novità legate al ritorno della manifestazione. Linea ad Alexis.
Riparte la 40ª edizione della Festa delle Castagne, ne parliamo con il presidente della Proloco di Valle Sofumbergo, Gianfranco Speccia. Si riparte in presenza, tenendo conto di tutte le normative anti-Covid, ma siete pronti con grandi novità? Siamo pronti con grandi novità, siamo contentissimi finalmente di ripartire con la 40ª edizione, dopo un anno di stand-by, anche se devo dire il vero che l'anno scorso abbiamo creato delle piccole pillole di Festa delle Castagne, creando un evento fra natura e castagne, ma quest'anno finalmente il nostro numeratore aumenta e festeggiamo questo 40esimo, una kermesse ricca di eventi negli eventi. Infatti c'è anche una novità, la zip line, che tu mi dicevi c'era già, ma quest'anno ve ne è riproposta. Da dove riparte? Allora, sono delle chicche per i ragazzi che vengono a visitarci, zip line in collaborazione con l'associazione speleologica Forum Iuli, una teleferica di 50 metri, per i bambini, una teleferica, lo dico, sul balcone sul Friuli, è una cosa molto carina. Per i bambini, oltre alla teleferica, ci saranno i pony di Fabietto Fans Club, ad allietare i nostri pomeriggi domenicali. Si entra con il Green Pass, questa è una cosa che ci teniamo a specificare, però si può gustare davvero delle prelibatezze, le castagne in tutte le forme. Castagna, frutto povero del nostro territorio, rivisitato dal classico cartoccio delle castagne, ma dopo partiamo dall'ultimo, dai dolci, tanti assortimenti di dolci, perciò dalla focaccia, dalla crostata, dal gelato, dal cuore di castagne. E dopo andiamo all'offerta gastronomica sempre improntata sul nostro frutto povero, perciò vellutata di castagne, filetto con le castagne, crespelle con il caprino e le castagne, sempre prodotti del nostro territorio, e dopo la classica grigliate e via dicendo, ecco. Si parte già da questo weekend, siete pronti, tutti i volontari a disposizione, insomma c'è un gran lavoro dietro. Tra l'altro è stato un anno in cui avete perso un po' questi ritmi. Sicuramente l'anno è stato un anno difficile, un anno che ha messo in difficoltà un po' tutti, ha minato un po' le nostre abitudini. Siamo ripartiti quest'estate, siamo ripartiti anche alla grande, direi, perché abbiamo avuto l'onore di essere il set cinematografico di un film di Battistone, perciò la Proloco era già attiva, era attiva sul territorio con la pulizia del nostro borgo, dei nostri sentieri. È chiaro che comunque il Covid ci dà del lavoro in più per gestire il tutto in sicurezza e lasciare i nostri visitatori tranquilli di gustare al meglio le giornate che vogliono passare a Valle di Sofumbergo. Immagino che ci saranno dei volontari che dovranno controllare il Green Pass nei vari varchi o nel varco che ci sarà a valle, e anche capire quanti sono le persone che arrivano. La manifestazione segue le normative vigenti e perciò ci saranno dei volontari che controlleranno, come dicevi tu, il Green Pass. Controllando soprattutto anche la capienza, perciò ci sarà un numero di visitatori sopra quello che non possiamo andare, perciò il fiume di gente che magari eravamo abituati ad avere, in questo momento bisogna controllarlo per svolgere la manifestazione nella massima sicurezza, perciò stare attenti agli assembramenti, utilizzo di mascherine nell'avvicinamento, igienizzanti, siamo pronti comunque a partire. Grazie a Gianfranco Speccia. Paolo Bassi per le riprese qui con me, a voi la linea. Racconta della forza della comunità di Barazzetto e di quella di Coseano la chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo, un edificio sacro distrutto da una disastrosa piena del Corno e riedificata con il sacrificio della popolazione, prima ancora delle case e dei pozzi. Ci racconta queste vicende dimenticate una docente di storia dell'arte del paese. Sentiamola. Dalla chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo, chiesa che è legata anche alle vicende chiaramente del centro di Barazzetto, ma che hanno una data significativa, la fondazione dell'abbazia di Moggio del 1118,
1919, grazie al volere del patriarca di Aquileia, e la dipendenza dei centri di Barazzetto, di Nogaredo, di Flaibano dalla pieve di Dignano, che era sottomessa alla abbazia di Moggio. Questa è una data che per noi è importante, perché attesta che già in un'epoca direi quasi remota esisteva in questo piccolo centro un luogo di culto. La chiesa che noi vediamo attualmente è del 1702, precedentemente c'era già un'altra chiesa dedicata a San Pietro e Paolo, ma ci fu un evento che portò alla quasi ricostruzione della chiesa, una grandissima piena del corno che invase il paese, trascinò via anche le abitazioni, invase i cortili, allagò il pozzo, ma gli abitanti di Barazzetto, invece di pensare a ricostruire subito le proprie case o il proprio pozzo, si coalizzarono per realizzare quello che era il loro punto di incontro, e quindi fecero uno sforzo immane per realizzare questa, chiesa che nella sua, semplicità è caratterizzata da una eleganza e da una sobrietà che rimanda alle architetture classiche e del Rinascimento italiano, ma che affonda le sue radici anche nell'architettura romana e nell'architettura proprio del Tempio greco. Una chiesa bellissima con un'unica aula scandita da paraaste, da lesene, in cui hanno inserito con un grande decoro gli altari. Uno in particolar modo vorrei che si ricordasse l'altare di San Rocco, anche questo di scuola tolmezzina, probabilmente allievi di Giovanni Martini, realizzato nel 1550 e che venne poi reinserito all'interno di questa chiesa. Ecco, io sono grata alla comunità di Barazzetto di aver permesso di aprire le proprie chiese, e anche di Nogaredo, a questi giovani ragazzi che hanno fatto da intermezzo musicale gradevolissimo e anche con una certa bravura, e sono grata di poter far parte di questa comunità, e spero anche che con la descrizione di questi manufatti architettonici, dico di entità minore, riescano ancora a tenere legata il nostro centro e dare un senso di appartenenza. E questo che vorrei dire anche ai ragazzi in futuro, cioè avere delle radici, aprirsi al mondo, ma avendo delle radici su cui noi possiamo essere orgogliosi del nostro passato. È tutto per questa puntata di A Voi la Linea, grazie per averci seguito. Vi ricordo ancora una volta, a partire dalle 14:50 saremo in diretta su Telefriuli con ospiti in studio e collegamenti in diretta dal territorio per seguire le operazioni di spoglio delle elezioni amministrative 2021. Arrivederci.